17 gennaio, Sant'Antonio, abate protettore degli animali da cortile e domestici. Vuole la leggenda che nella notte di Sant'Antonio si possano sentire gli animali nelle stalle che parlano fra di loro. Chissà cosa si saranno dette queste signore in questo periodo di Covid, quando il settore agroalimentare italiano ha dovuto affrontare una crisi durissima. Ne parliamo con qualcuno che se ne intende. Ne parliamo con Pietro Guderzo, presidente mandamentale di Coldiretti di Bassano. Che senso ha adesso Sant'Antonio Abate? Beh, Sant'Antonio Abate è il protettore degli animali e in questo periodo, anzi direi quando sarà anche, speriamo presto finito tutto questo, sarà necessario recuperare un rapporto di socialità non solo tra uomo e uomo ma anche tra uomo e animale, e da questo punto di vista sicuramente un ruolo importante potranno averlo quelle che sono le fattorie didattiche, gli agrinido e le fattorie sociali, in quanto gli animali potranno essere davvero un importante catalizzatore anche in quel recupero di rapporti sociali che nell'ultimo anno purtroppo abbiamo un po' perso. Per quanto riguarda il concetto di benessere animale, che è sempre più importante nella produzione anche di formaggi, ma in generale nel settore agroalimentare, stiamo facendo passi importanti. Certamente noi come associazione di categoria abbiamo sempre spinto per la sostenibilità e il benessere animale, perché un animale che sta bene dà anche un prodotto migliore e questo poi, oltre che giovare l'animale stesso, giova anche un po' tutta la collettività. Dall'anno prossimo speriamo di poter ritornare a celebrare questa importante ricorrenza, magari riportando i bambini nelle stalle, riportando le famiglie a vedere dove nasce l'eccellenza veneta. Senz'altro scuole e bambini saranno i benvenuti a vedere non solo come si fanno i prodotti ma soprattutto come li facciamo e quanto amore e passione ci mettiamo nel produrli. Cosa si saranno dette queste vacche questa notte in cui l'incauto passante può ascoltarle? Allora, diciamo che la tradizione dice che è un po' di cattivo auspicio ascoltare cosa dicono gli animali, quindi potrei immaginarmi i loro discorsi. Sicuramente saranno contente perché la strada che stiamo seguendo noi agricoltori penso sia davvero quella giusta.